operazione dei carabinieri del ROS contro l''ndrangheta in queste ore anche in Veneto, tra le province di Verona, Venezia, Vicenza e Treviso, tra le accuse al sodalizio criminale, estorsioni, incendi, minacce, frodi. Travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada, tragedia stamane a Verona, nulla da fare per il pedone investito. Ore d'angoscia per le sorti di un 44enne sub di Mestre, svanito nel Luna dopo essersi immerso assieme a un amico nelle acque di un lago nelle coste settentrionali della Repubblica Dominicana. Una sigaretta accesa all'origine del rogo che ieri ha scatenato il panico a Venezia, portando alla morte di Sant'Agostinenti provvidenziale, l'intervento dei vigili del fuoco. La vendita di Villa Emo a Vedelago ieri sera cinema affollato per la seduta straordinaria del Consiglio, compatti i sindaci della Castellana, l'ANCI e la gente, tentare ogni strada per farlo rimanere un bene del territorio. Disposto a ritirare anche la denuncia se i ladri restituiranno il cimelio sportivo, le lacrime del proprietario della storica bicicletta di Fausto Coppi rubata a Santa Maria di Sala. Saranno le colline di Bassano e Marostica ad ospitare il 22 e 23 giugno i campionati italiani di paraciclismo, ieri la presentazione, testimonial d'eccezione Alex Zanardi. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è subito allora con Anna Maria Parisi in diretta telefonica per noi da Venezia. Ha seguito la conferenza stampa in procura nella quale si è parlato della maxi operazione dei carabinieri del ROS per smantellare l'attività di una famiglia considerata appunto all'interno della struttura dell''ndrangheta, ma da 30 anni nel veronese, i suoi rapporti, il suo sodalizio anche con gli imprenditori locali. Una vasta operazione con arresti e denunce anche nelle province del Veneto. Allora, Anna Maria, è così? Sì, è così Nicola, e come dicevi tu, infatti l'indagine è iniziata nel 2017, ha visto l'esito questa mattina con il blitz coordinato, anzi condotto dalla Procura di Venezia. Lo ricordiamo che è la Procura distrettuale antimafia del nostro territorio. 29 le perquisizioni e 7 i provvedimenti cautelari, cioè gli arresti. In sintesi 3 i filoni di indagine seguiti dalla Procura. La distrazione dei beni all'asta con la famiglia Multari, questo è il nome della famiglia calabrese che da oltre 30 anni operava nel territorio di Verona, famiglia calabrese, lo ricordiamo, del Crotonese. Distrazione dei beni all'asta con cui, diceva, la famiglia Multari era riuscita a far andare deserte diverse aste con cui venivano messe all'incanto proprio le abitazioni, 2 abitazioni di questo clan calabrese. Un arbitrato cui era stato sottoposto un imprenditore veneziano nel settore della nautica, che però, piuttosto che cedere il suo yacht ormeggiato nelle verdi acque smeralde della Sardegna, aveva preferito dargli fuoco chiedendo l'intervento di questa famiglia mafiosa. E poi diversi altri reati quali minacce, incendi, trasferimento fraudolento di valori, resistenza pubblico ufficiale eppure tentate frodi processuali. Tutto questo con la novità che ha visto i reati contestati e con l'articolo 416 bis, che è quello che viene contestato per i reati di stampo mafioso. Questa la novità di oggi, di questa nuova filone seguito dalla Procura di Venezia. In sintesi, che cosa succedeva? Era l'accettazione degli imprenditori risidenti nel territorio di queste vessazioni, chiamiamole così, del clan calabrese. Le perquisizioni sono ancora in atto, ci diceva il procuratore capo della Repubblica Bruno Cherchi, e sono ancora in atto nelle province, in particolar modo di Vicenza, Treviso, di Venezia stessa e anche in altre città d'Italia, tra cui anche Ancona e lo stesso la città di Crotone. Ci sono quindi degli sviluppi che seguiremo nel corso delle prossime ore, siamo ancora in contatto con la Procura per capire quali potrebbero essere nuovi filoni che potrebbero susseguirsi nel corso di queste ore. Quindi Nicola, per il momento è tutto, se non hai altre domande da studio. Grazie Anna Maria Parisi. Dunque, allora, aggiornamenti nelle prossime ore su questa maxi operazione che purtroppo ancora una volta dimostra l'ombra dei tentacoli della malavita organizzata, l''ndrangheta in questo caso a partire da Verona, ma a raggio, diciamo, anche nelle altre province del Veneto. Ancora a Verona per parlare di cronaca e per parlare dell'ennesimo incidente mortale, un uomo la cui generalità ancora non è stata resa nota
è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada questa mattina. L'incidente è avvenuto nella frazione di San Massimo. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari, l'uomo era purtroppo già morto. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Non sarebbe stato investito sulle strisce pedonali, ma dicevamo la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale di Verona, intervenuta assieme ai carabinieri. Invece a Mestre, nel Veneziano, sono ore d'angoscia per le sorti del 44enne Carlo Basso, il sub che si è immerso insieme a un amico nelle acque di un lago nelle coste settentrionali della Repubblica Dominicana. Secondo le testimonianze, i due amici si sarebbero immersi attorno alle 5 del mattino e non sarebbero più riemersi. Le ricerche sono state sospese perché il fondale al passaggio dei sommozzatori si intorbidisce per la presenza di una sostanza farinosa che impedisce la visibilità. Per questo motivo le ricerche sono state interrotte e riprenderanno solo mercoledì. Poche le speranze di trovare in vita, secondo appunto i soccorsi, Carlo Basso e l'amico. Basso, istruttore di Suba, è il fratello di Giacomo, della diocesi di Venezia, che opera da anni nella missione in Kenya. E come dicevamo, in questi casi, come spesso accade, più le ore passano e meno sono le speranze di trovare in vita questo 44enne veneziano. Dalla tragedia a un'altra è quella di Venezia, che abbiamo raccontato ieri, i momenti di panico che sono vissuti in centro storico per quel rogo nel quale ha perso la vita un'anziana. Ci sono degli aggiornamenti anche sulle cause del rogo che ha scatenato purtroppo l'incendio. Ce le racconta Tommaso Stoppa da Venezia. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia per gli ultimi aggiornamenti sull'incendio che ha visto la morte dell'88enne Santa Agostinetti nel suo appartamento in zona San Simeon. Incendio, come si è appreso dalle indagini, che con tutta probabilità è stato causato da un mozzicone lasciato acceso dalla stessa signora che stava fumando in camera da letto. L'abitazione in questo momento è dichiarata inagibile, come anche l'appartamento sottostante dove vivevano altre 3 signore che hanno trovato ospitalità in una struttura del Lido, 2 di queste e la terza dal fratello. Ricordiamo che si tratta di un appartamento del comune che ospita persone precedentemente sfrattate. Delle indagini si sta occupando la polizia locale, mentre i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della sezione distaccata dei RIS di Verona. Come si diceva, è molto probabile che sia stata la sigaretta a causare l'incendio, ma ci sono dei dubbi sull'impianto antincendio di questo appartamento che è presente, ma sembra non aver funzionato, aver comunque funzionato in maniera poco efficace. Nel bagno dove la signora si era rifugiata in preda al panico non c'era nessun rilevatore di fuoco, ma avrebbe dovuto esserci nel resto degli spazi dell'appartamento. Dalle testimonianze sono emersi altri disservizi risalenti allo scorso ottobre, quando le 4 ospiti erano rimaste al freddo per una quindicina di giorni perché non funzionava il riscaldamento. Dell'indagine si sta occupando comunque la Procura di Venezia e qualunque aggiornamento avremo ve lo faremo sapere in tempo reale. Per il momento è tutto. Grazie a Tommaso Stoppa. E tra le tante persone che sono accorse ieri per vedere quanto stava accadendo, anche una signora che conosceva bene l'anziana morta e che fino a qualche tempo fa le prestava assistenza. Riviviamo allora quella voce di disperazione di ieri. I primi a dare l'allarme dalla strada sono stati alcuni passanti che hanno suonato i campanelli per allertare gli inquilini a scappare. Erano sconvolti, così come è venuto a saperlo poco dopo. La notizia della morte di Santa Agostinetti infatti si è diffusa in breve tempo tra i residenti della zona, che si sono precipitati sul posto per vedere cosa era accaduto. Tra loro anche una signora che fino a poco tempo fa prestava assistenza all'88enne morta nel rogo e che era a dir poco sconvolta dalla notizia. Mi sono una che vado a assistere che Agostinetti Santa. Ma lei conosceva questo signore? Sì, perché vado sempre a trovarla. Cioè andava da questa signora? Sì. Santa Agostinetti non era sola, con lei c'era una nuova badante il suo primo giorno di lavoro. Questo però non è servito ad evitare la tragedia.
Ed ora l'omicidio dell'Arcella spunta probabilmente un movente economico dietro il brutale assassinio. Si è accanito sul suo coinquilino con almeno 30 coltellate. Quando ha tentato di bruciarne il corpo, l'uomo era già senza vita. I carabinieri hanno ricomposto l'intricato puzzle dell'omicidio avvenuto domenica mattina all'alba nel quartiere Arcella di Padova. Quel che manca è il movente. Cosa ha spinto Sanjay Budvar ad ammazzare con così tanta violenza e poi cercare di uccidere anche il vicino di casa per farne ricadere su di lui la colpa? Un piano progettato da tempo oppure un'azione frutto di un raptus? Sono questi i tasselli mancanti della vicenda. La convivenza tra i due durava da una decina di giorni. Pare che Budvar avesse accettato di subaffittare una stanza al connazionale perché aveva bisogno di soldi. Da qualche tempo infatti sembra non pagasse il mutuo di quel mini appartamento ed era intenzionato a venderlo. Qualche condomino racconta di liti tra i due. Forse questo l'ha portato all'esasperazione. Intanto nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Oshnar Singh. Il coltello da cucina sequestrato nell'appartamento di Budvar è già stato consegnato al RIS di Parma per l'esame delle tracce ematiche. Non vi è infatti la certezza che sia quella l'arma utilizzata dall'assassino. Intanto è tornato a casa il vicino pakistano ferito al collo dalla furia dell'omicida. Anche tra di loro pare che i rapporti fossero tesi. Sul profilo Facebook di Budvar le foto raccontano di una doppia vita. Nelle immagini è sempre sorridente e ostenta una posizione anche lavorativa, ma pare che da qualche tempo avesse perso il suo lavoro di metalmeccanico, da qui le sue difficoltà economiche. Forse questa la scintilla che lo ha portato domenica mattina alla follia. La politica adesso, ieri sera Ring, tra gli altri ospiti, per la prima volta dopo gli scontri dei mesi scorsi si sono ritrovati nello stesso studio televisivo Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione, uno dei massimi esponenti della Lega, e Francesca Zaccariotto, che è stata in passato un importante esponente della Lega, poi ha abbandonato il Carroccio, ora è assessore a Venezia e soprattutto è con Forza Italia. È diventato ovviamente subito un modo per discutere della vittoria del centrodestra in Abruzzo, ma anche del governo con i 5 Stelle. Vediamo un estratto di ieri sera. Il presidente nuovo dell'Abruzzo avrebbe vinto le elezioni se la Lega correva da sola? No. Molto probabilmente no. Allora, scusa, ma non è una questione di accuse, è una questione che quando si è una squadra, in spogliatoio ci si dà anche le botte, se vuoi, ma poi quando si è fuori è la squadra che deve andare avanti. Ma questo non si può costruire la squadra in spogliatoio e quando poi si è fuori giocare il problema di chi vince. Se in Abruzzo c'è stato un accordo di area, chiamiamolo così, di area, e si è vinto, questo non toglie che la Lega oggi stia dominando sullo scenario, azzerando anche Forza Italia su certe città, su certi territori dove fa fatica a arrivare al quorum, a fare il quorum, e quindi su questo bisogna dare atto che insomma c'è una linea che piaccia o che non piaccia ai colleghi di viaggio, a chi è all'opposizione, a tutti, che è quella che oggi sta determinando Matteo Salvini e che è quella che oggi sta sfondando. C'è tutto uno zoccolo di persone che pensa che vuole essere governato in maniera responsabile. Certo. Vi porto qualche esempio. Venerdì vediamo se si fermerà qualcosa per l'autonomia del Veneto oppure no, che è la quinta volta che avviene il rinvio. Venerdì vediamo se va in Consiglio dei Ministri il provvedimento sull'autonomia del Veneto. Scommettiamo qualcosa? E di autonomia, ma anche del centrodestra e anche della segreteria regionale della Lega ha parlato il segretario attuale nazionale della Lega Veneta, Gian Antonio D'Arè. Sentiamolo. I 5 Stelle sta rallentando sull'autonomia perché i 5 Stelle stanno guardando solo al consenso elettorale e non agli obiettivi. Il segretario veneto della Lega, D'Arè, non usa giri di parole parlando di autonomia e della posizione dei 5 Stelle. Pentastellati, alleati del Carroccio a Roma, un connubio però che ha un'origine ben precisa, sottolinea D'Arè. Siamo alleati con i 5 Stelle dopo le politiche dell'anno scorso, è un accordo di programma fatto dopo, gli accordi invece con il centrodestra sono accordi ben consolidati. Dunque di tutt'altra natura l'alleanza della Lega con gli altri partiti del centrodestra, una coalizione che potrà essere secondo D'Arè il modello vincente per i prossimi appuntamenti elettorali in Veneto. Credo che nei grandi comuni il centrodestra debba correre assieme e correre unito per dare un messaggio chiaro agli italiani che questo è il modello anche importante per l'Europa e per l'Europa che verrà. Tra i comuni alle urne a maggio anche Vittorio Veneto con l'incognita
legata proprio al candidato del centrodestra. Da Re 2 settimane fa ai nostri microfoni aveva detto di essere a disposizione della città, ma che si dovevano tirare ancora le fila all'interno del partito. Penso di aver trovato la quadra anche su Vittorio Veneto, saremo più espliciti fra qualche giorno. Dunque ancora una settimana, poi verrà ufficializzato il nome del candidato. Prima però da Re potrebbe essere atteso da un altro appuntamento, quello con l'elezione della nuova segreteria. Ho fatto il mio lavoro, ho fatto 3 anni di segretario nazionale, ho cercato di portare i risultati possibili e immaginabili assieme a tutti quelli che sono i miei collaboratori. È chiaro che il pallino è in mano al segretario federale Matteo Salvini. Se il segretario federale chiama Gian Antonio da Re cosa risponde? Io sono sempre stato disponibile per qualsiasi ruolo, per qualsiasi cosa. A Vedelago adesso, ieri sera, un affollato Consiglio Comunale ha aperto alla cittadinanza e per questo è stato portato avanti nel cinema, in un cinema a fianco al municipio per consentire a tutti di seguirlo e sentiamo allora com'è andata. Il Consiglio Comunale di Vedelago vota, anche se non all'unanimità, un documento che dà mandato alla Giunta di intraprendere tutte le strade possibili perché Villa Emo, prossima alla vendita, rimanga fruibile al pubblico. Seduta straordinaria che si tiene al cinema per contenere pubblico e autorità, oltre 300 i presenti, compatti nel sostenere la battaglia della collega Andretta e i sindaci della Castellana, da Castelfranco a Riese, da Resana a Trevignano fino a Istrana. Deve esserci anche credo un messaggio di unità. E quindi questa sera auspico veramente che tutto il Consiglio si trovi compatto perché il Consiglio rappresenta una comunità e la comunità deve dare un segnale forte. Villa Emo bene di tutti, sottolineano i primi cittadini, si trovi la soluzione per far sì che il gioiello palladiano rimanga il più possibile collegato al suo territorio. Io sono assessore al turismo e vi posso dire che le richieste che riceviamo sono in particolar modo sì di visitare il nostro territorio, la nostra città, ma Villa Emo, perché Villa del Palladio, di conseguenza è necessario che si faccia rete come la sindaca stasera ha convocato il consiglio appunto pubblico. L'amministrazione lavora su un trust, un'azione collettiva di piccoli sponsor. Per sostenere questa iniziativa l'ANCI farà proprio il documento approvato in serata. Investire in un patrimonio di quel tipo credo sia veramente un segnale importante di tipo sociale, culturale, identitario e credo che ci siano anche le risorse per poterlo fare ampliando la platea e noi abbiamo questo ruolo di cercare di ampliare la platea. Io credo che anche a livello di Stato centrale se si fa rete qualcosa si possa fare, è giusto perché il territorio, come abbiamo sentito stasera, di questa viglia ne tiene davvero molto perché per i giovani, per le varie iniziative scolastiche, per il turismo, per cui credo che in tutti quanti insieme potremo davvero cercare di raggiungere un buon risultato. Prossimi passi, trasferire la nostra delibera anche a tutti i comuni della provincia di Treviso e della regione del Veneto grazie all'aiuto dell'Anci Veneto e dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e dopodiché incominceremo a lavorare insieme ai nostri cittadini. C'era qui il ragazzo che ha contribuito alla sottoscrizione delle 1200 firme e c'erano qui con noi anche i portatori di interesse, associazioni di categorie. Mi pare che nessuno si sia tirato indietro e quindi riuniremo tutti per capire quali strade da percorrere insieme. L'altro fronte è quello del CDA, della banca di credito cooperativo che ha deciso la vendita della villa. Certo, io credo che sia stata tradita la volontà della base sociale. Al Presidente del Credito Trevigiano chiedo di convocare l'assemblea e spiegare a tutti i soci il perché e le condizioni. Penso sia un'opportunità anche per il Consiglio di amministrazione chiedere cosa ne pensano i soci, perché nessuno si deve dimenticare che per essere in una posizione di comando si deve avere la base sociale alle proprie spalle, perché sennò il rischio è che poi si disaffezionino a questo operato, insomma. Tra i cittadini in sala, presenti anche molti, sono soci del credito cooperativo di Vedelago, a cui ora chiedono conto perché la villa, la loro villa, così come la chiamano, non venga scippata da un acquirente straniero. Sentiamoli. Io mi auguro che venga convocata un'assemblea dei soci, perché io sono un socio, e spero di risolvere la cosa nel miglior modo possibile a favore della comunità. Il tema debba essere spostato nell'assemblea dei soci del credito trevigiano. Secondo me se tanti di quelli qua dentro fossero disponibili effettivamente a mettere il loro interesse a questa cosa, probabilmente anche il Consiglio dovrebbe riconsiderare
La scelta fatta. Un confronto da entrambe le parti, questo sarebbe stato importante. E adesso magari in assemblea dei soci questo potrebbe avvenire? Se questo ci sarà, sì, però bisogna vedere appunto se ci sarà. Io penso sia importante che si prenda consapevolezza che i beni culturali costituiscono uno dei nostri modi di esercitare il diritto alla cultura. Ma non credo che un proprietario acquisti un immobile del genere per goderne da solo. La fruibilità fa parte del bene stesso, quindi nessuno, chiunque la comprasse, prego Dio che non ride un cinese, ecco, ma nessuno può chiuderla al pubblico, è contro la natura del bene stesso. E può darsi che un privato la faccia rendere anche meglio di come ha fatto la banca fino adesso, è quello che spero. Che mi sono da Fanzolo con vivesse su che c'era la villa di Fanzolo, è nata prima di Fanzolo secondo me, perché 1500. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta, ripartiamo da Venezia, ripartiamo dalle lacrime con le quali Bruno Carrara, il proprietario della storica bicicletta, la Bianchi di Fausto Coppi, che utilizzò il campionissimo della Parigi-Roubaix del 1948, chiede ai ladri di restituirla. Signor Bruno, lei stanotte non ha dormito? No, ho fatto la notte in bianco. Ha ancora il magone? Ah sì. Bruno Carraro, 61 anni, una vita spesa per il ciclismo di cui ne è memoria vivente, non ha chiuso occhio ieri notte pensando al furto subito della sua carissima bicicletta, non una bici qualunque, bensì la storica Bianchi usata da Fausto Coppi nella Parigi-Roubaix del 1948. Contempla questa bici, ma non è la sua. Sotto i suoi occhi, ieri a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala gliel'hanno sottratta nel corso della domenica dedicata alla storia di ieri e di oggi delle due ruote. In lacrime, disperato, si appella al cuore di chi gliel'ha sottratta. Che abbia il coraggio di portarla indietro. Bruno Carraro è stato ed è amico dei grandi campioni delle due ruote, è presidente del comitato di tappa del Giro d'Italia che a fine maggio arriverà a Santa Maria di Sala, è vicepresidente del Museo Madonna del Ghisallo, tra i fautori della partenza annuale della tappa del Giro d'Italia 2016. Ci racconta la storia della bici rubata. Sono state costruite 4 biciclette per la squadra di Fausto Coppi. Una è il Museo di Novi Ligure, una è il Museo del Ghisallo, una è il Museo di Cesio Maggiore, che ce n'erano 2. E San Vito, sul testamento, quando è morto, mi ha lasciato una di quelle 2 biciclette là è tua. Infatti mi ha mandato a chiamare e sono andato a prenderla, l'ho portata a casa. Era un cimello. Secondo lei chi può averla portata via? Uno che sa cosa ha preso. Ma la commozione è davvero tanta, incontenibile, al punto che le lacrime hanno di nuovo il sopravvento su di lui. Mi ha regalato questa bicicletta come omaggio del testamento. Io l'ho portata a casa, la tenevo come un cimello in salotto e l'unica volta che è uscita ieri, per portarla qua per farla vedere alla mostra delle biciclette, e così è andata. Io l'unica cosa che posso dire a questo signore che ha portato via la bicicletta, che la consegni, farebbe un gran gesto e ritiro la denuncia. Adesso parliamo di ciclismo, fortunatamente di ciclismo dello sport e non di questi brutti fatti. Il grande ciclismo tra Bassano e Marostica ritorna con i campionati italiani paralimpici e un campione da battere. Saranno le colline di Bassano e Marostica ad ospitare il 22 e 23 giugno i campionati italiani di paraciclismo. La presentazione ufficiale alla presenza di una valanga di medaglie mondiali ed olimpiche. Tra loro un testimonial d'eccezione, Alex Zanardi, pronto a sfidare le nostre strade per mettere al collo l'ennesima medaglia di una carriera strepitosa. Perché non ci sono dubbi, l'uomo da battere è lui. È uno di quelli che sicuramente dà il più possibile filo da torcere ai propri avversari. Detto questo, è
È una grande occasione, una bella opportunità, peraltro vicino a casa, perché io bolognese d'origine ma oggi vivo a Padova, quindi a Bassano faccio veramente presto ed è un posto magico dove si respira ciclismo, davvero c'è grande passione, immagino anche ci sarà grande partecipazione da parte del pubblico, quindi non vedo l'ora. Sarà forse anche per testare i possibili percorsi tricolori, ma più volte Alex è stato visto allenarsi nel bassanese. Sì, ogni tanto parto, non faccio proprio il costo, però qui da Marostica vado su verso Asiago, è un modo anche per scaldarsi, visto che d'inverno in salita perlomeno si risolve il problema del freddo, perché si fa fatica ma non c'è quell'aria in faccia così pungente, quindi vengo spesso, sì, effettivamente. Inevitabile chiedere a Zanardi di quanto accaduto pochi giorni fa a Manuel Bortuzzo. Il fatto che un ragazzo di poco più di 20 anni come Manuel Bortuzzo sia incappato in questo ostacolo è la vera tragedia, è l'ingiustizia che lui dovrà affrontare. Sono felice che da subito lui abbia avuto questa reazione e credo che insomma non gli mancherà occasione, se ha voglia di cercarla, anche di trovare ispirazione. Chissà mai anche nei ragazzi che fanno sport nel movimento paralimpico. E chissà che proprio Manuel il prossimo giugno non possa essere almeno sugli spalti delle competizioni tricolori ospitate tra Bassano e Marostica. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con ore 13, fra pochissimo parleremo di animali, scoprirete perché seguendo ore 13 fra pochissimo. Poi 20:10 questa sera avremo con noi il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas. Notizia di oggi, di poco fa, l'analisi costi-benefici del Ministero dei Trasporti sulla TAV è negativa per 7-8 miliardi. La Commissione quindi ha decretato questa analisi costi-benefici, hanno firmato 5 su 6 degli esperti del Ministero dei Trasporti, ma ci sono già polemiche da parte del mondo imprenditoriale che dice numeri tirati con i dadi, quindi il caso TAV è bollentissimo e allora questa sera ne parleremo con Matteo Zoppas. Addio TAV è il titolo di questa sera con Ferdinando Avarino e Matteo Zoppas. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione, torna il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 11 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata soleggiata. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime comprese tra i -1 e 1 grado, massime oscillanti tra gli 8 e i 10 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti vedremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Non si escludono locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime comprese tra i -5 e -2 gradi, massime oscillanti intorno ai 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.